è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Fare il punto della situazione nel mondo dell'artigianato e delle politiche della Regione a sostegno delle piccole imprese. Sono stati questi gli obiettivi dell'incontro promosso dai mandamenti Confartigianato di Marostica e Bassano con il presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, svoltosi al Castello Inferiore di Marostica alla presenza del sindaco scaligero Marica Dalla Valle. Presenti anche i presidenti di Confartigianato regionale e provinciale Luigi Curto e Agostino Bonomo. Il tessuto produttivo dell'area Bassano-Marostica, nonostante tutto, ha saputo tenere, ma la situazione, se ben governata, può essere migliorata. E per questo i presidenti dei due mandamenti, il marosicense Walter Franco Marcon e il bassanese Sandro Venzo, hanno voluto organizzare il confronto con Ciambetti, allo scopo di conoscere gli interventi in programma per le piccole e medie imprese, soprattutto in relazione ai bandi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ma anche per illustrare le problematiche contingenti e strutturali che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente. Inoltre non è mancato un approfondimento sullo stato dell'arte della legge Ciambetti del 2012, il provvedimento che ha inteso favorire l'aggregazione tra i piccoli comuni.